Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match, come sempre l'anteprima della trasmissione di questa sera. Buonasera Ermanno, allora come dire, anticipiamo ai telespettatori. Abbiamo un argomento che è abbastanza anche attuale, cioè Mani Pulite. Sembrava che fosse una operazione legata a un'epoca, invece molto attuale. Poi naturalmente abbiamo un inceneritore, discutiamo sulla necessità di mettere un inceneritore o se ci sono alternative in merito a quello che noi usiamo e poi buttiamo via, quindi dobbiamo recuperare come ricicliamo le nostre spazzature. E poi l'altra, Tullio? Certo, insomma, dobbiamo ricordarvi anche quello che succede oltreoceano, ci occuperemo di Donald Trump e di questa sua non condanna, diciamo così. La politica ha deciso di non condannarlo per i fatti del 6 gennaio. Quindi sì, però la discussione è adesso che è stato assolto, diciamo, a divinis in Senato, potrà essere nuovamente, diciamo, portato in tribunale, certo. E questa è la discussione, certo. Cioè è previsto nel, diciamo, iter legale degli Stati Uniti la possibilità di un ulteriore impeachment o quantomeno una condanna per i reati che ha compiuto quando era presidente, perché poi ne ha compiuti degli altri e questi sicuramente avranno i loro esiti, perché questi non erano oggetto della discussione in Senato. L'impeachment impedisce un'ulteriore presa di posizione da parte della magistratura nei confronti dei eventuali reati, perché finché non è condannato rimane assolto. Assolto, certo. Allora, vi presento brevemente gli ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione. Saluto Settimo Gottardo. Buonasera Gottardo. Buonasera a tutti. Già sindaco di Padova ed ex parlamentare della Democrazia Cristiana. Saluto in collegamento il professor Paolo Roberto Graziano. Buonasera professor Graziano. Buonasera. Buonasera. Ecco, per i telespettatori, il professor Graziano è un docente di scienza della politica all'Università di Padova. Grazie per la sua presenza. E saluto in studio Francesco Trotta. Buonasera Trotta, buonasera. Grazie anche a lei di essere qua. È un autore, uno scrittore e uno dei fondatori dell'associazione Cosa Vostra. Bene, allora adesso abbiamo un brevissimo break pubblicitario, torniamo subito, poi sigla e poi iniziamo allora, come dire, a ricostruire quello che è stato il fenomeno di Tangentopoli, cosa è successo, cosa rimane ancora oggi. A tra poco.